Grazie a tutti. Ciao. Che dire, sereno Tudor in sala stampa. Allora, ha ragione, bisogna essere sportivi. Orban andava espulso perché gli ha detto non ha caricato. Invece Gatti non ha fatto niente, è stato Bradaric a dargli il dosso al Gonbio. Lo vedi benissimo, perché Bradaric ha sempre avuto quel viso lì di andare addosso ai gombi degli altri, no? E ha visto un Gonbio, lui quando vede un Gonbio, ci va rento. Quindi Gatti non ha neanche da ammonire. Sì, Si è spiegato. Che tra l'altro oggi tra Gatti, Bogoni, mancava Musso e sembrava un programma della Licia Colò. Va bene, dai. Come dici, Danilo aveva fatto una parata che sembrava il portiere, ma quello non era a rigore. Guarda, Nico io. Sì. Prima hai snocciolato come mia nonna snocciolava i bisi, dei numeri che la dicono tutta dei tiri in porta e dei calci di angolo. E se non ricordo male, nel secondo tempo, a parte la parata di piedi sul tiro di Vlahovic, poi Montipò stava facendo i live su TikTok. Quindi è inutile che andiamo a cercare dei alibi come se fossi il signor Plum al Cluedo. Ottavi di finale di Coppa UEFA, Bucarest nella neve a mezzogiorno e mezzo, credo abbiamo giocato. Sì. La vidi in televisione, tornai di corsa da scuola. C'era già mio nonno. Io invece avevo fatto Berna. Se devi scegliere una maglietta della tua collezione da portarti sull'isola deserta, quella a cui sei più affezionato? Quella a maniche corte. Se calda lì. Grazie veramente dei cimeli, di quelle cose straordinarie. Io penso che si veda, basta che alzi la camicia, secondo me anche da casa si vede la pelle d'oca che ho nel tenere. Hai la pelle di Ana Rapitana. Salutiamo gli amici, vero, di quella evidente località, magari andremo anche noi la prossima edizione.